Sia lodato Gesù Cristo. La liturgia della parola noi stiamo facendo, stiamo ascoltando, ci mettiamo in ascolto del Signore che ci parla attraverso le letture che la Chiesa ha scelto per questa festività di San Francesco, e come noi in questo momento riuniti qua, altra gente riunita altrove, ma tutti quanti meditano sulla parola di Dio proclamata in questa celebrazione, in queste celebrazioni che nel mondo intero si svolgono. È bello che la comunità cristiana si ritrovi per rendere onore a San Francesco e nelle varie chiese del mondo tutti meditino sulla figura di questo santo anche in base a quelle letture che la Chiesa ci ha messo di fronte. Sì, essere creatura nuova, ci dice San Paolo nella seconda lettura, essere creatura nuova, rinnovata in Cristo e con la forza che viene da Lui. Abbiamo anche detto nel Salmo: sei tu, Signore, l'unico mio bene. Un po' la parola, il gesto, il sentimento di San Francesco nella sua vita, che in Dio trova la forza, trova lo splendore della sua scelta di vita e diventa una scelta che attrae tanti altri. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Poi il brano del Vangelo di Matteo ci fa dire: ti benedico, Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, perché così è piaciuto a te, Padre. Dio si rivela, Dio si fa presente, si fa vicino. Soltanto coloro che sono persone semplici, persone umili, persone che si fidano di Dio, percepiscono questa presenza. Gli altri, quelli carichi di sé, quelli carichi di presunzione, talvolta di realtà vuote, non riescono a percepire la presenza di Dio. Francesco, i santi come lui, i santi francescani, perché tanti sono i figli che hanno seguito Francesco nella sua scelta di Dio, nella sua scelta di povertà, nella sua scelta di essere a fianco ai soli, ai poveri, ai malati, agli abbandonati, e questa realtà continua nei suoi figli, questa realtà, questo stile di vita. Ecco, noi cerchiamo di cogliere questo esempio, questa sera ce lo riproponiamo, cerchiamo di essere semplici e di cuore per poter accogliere l'invito che il Signore ci fa. La festa di San Francesco è cara a noi, come è cara, diceva, a tanta gente del mondo. In Italia la sua figura è venerata da tanti, nel mondo altrettanto. Tanta gente ha preso questo santo come santo protettore, come santo modello di vita, illuminati anche dalla presenza, dicevo, dei suoi figli, che nei secoli hanno continuato la sua presenza, i valori che lui ha vissuto, hanno continuato a proporli a coloro che si sono sentiti di accostarsi a Francesco e di capire di più il senso della sua spiritualità. Sì, in Italia e nel mondo. Noi qui a Rieti abbiamo avuto la fortuna di avere a suo tempo la presenza di Francesco in tanti spazi, in tanti luoghi. I santuari francescani sono il segno della sua presenza, del suo passaggio, della sua testimonianza di vita data a questa gente di Rieti, della Valle Santa, questa gente che nel passato, come adesso, certamente ha sentito l'esigenza di camminare verso il Signore. Non sempre questa esigenza poi è stata tenuta viva, talvolta ci sono stati anche momenti di difficoltà della gente, del popolo di Dio, come ci sono difficoltà della gente e del popolo di Dio di questi tempi. Noi viviamo in un momento non particolarmente esaltante, sia sul piano sociale, sia sul piano della vita di fede, sia sul piano della vita di carità, di attenzione agli altri, e anche i fatti tristi che ci rattristano in maniera anche
pesante, ci rattristano la coscienza, ci rattristano il cuore, in qualche modo fanno parte della debolezza di questo cammino di vita, questo cammino di fede che ha bisogno di recuperare spazio per il Signore, da dedicare al Signore. Vedete, noi nel festeggiare i santi, in caso specifico San Francesco, dobbiamo scoprire da loro, dobbiamo vedere da loro quegli elementi che hanno caratterizzato la loro scelta per dire: io voglio cercare di imitare, almeno in quello che posso, in qualche cosa, la figura di questo santo. Dei vari santi che vedremo oggi ci impegniamo a seguire la realtà di Francesco, il suo stile di vita, il suo modo di fare, la sua carità, la sua apertura a Dio, la sua santità di vita. Questa santità che Francesco ha scoperto in un secondo momento della sua vita. Il primo momento della sua vita è stato un momento un po' dissipato, anzi parecchio direi dissipato. Poi quando il Signore ha detto: Francesco, ho bisogno di te per costruire e ricostruire la mia Chiesa, lui ha capito questo messaggio e si è buttato totalmente a realizzarlo. Lui pensava alla Chiesa fatta di mattoni, poi ha capito, i suoi figli hanno capito che la Chiesa che il Signore chiedeva di costruire, ricostruire, riorientare era la Chiesa fatta di persone umane. Noi come Chiesa, noi siamo la Chiesa, siamo in una Chiesa fatta di mattoni, ma noi siamo la Chiesa viva che cammina per le strade del mondo. E questa Chiesa viva che cammina per le strade del mondo deve essere capace di portare il messaggio che Dio ha portato attraverso Gesù, Dio continua a portare nella Chiesa attraverso le figure dei santi, quelli antichi, quelli dei primi tempi della Chiesa, quelli del tempo medio della Chiesa, che San Francesco è tra questi, quelli del nostro tempo, quei santi che hanno qualcosa da dirci e da darci. Ecco, allora noi sentiamo questo desiderio. Festeggiare i santi significa mettersi sulla scia da loro tracciata e diventare protagonisti di qualche cosa che dà speranza, che dà sostegno alla vita nostra, sì, perché noi abbiamo bisogno di camminare sulla via di Dio, abbiamo bisogno di sentire, di costruire dentro di noi quegli elementi importanti che ci portino a camminare sulla strada che il Signore ha tracciato, che i santi hanno ripercorso. Ecco, allora noi sappiamo che la vita di San Francesco a un certo punto trova la strada di Dio e si mette proprio a vivere meglio questa scelta, questa strada di Dio, e con lui si impegnano tanti altri giovani del suo tempo, tantissimi, che nel giro di pochi anni hanno dovuto addirittura organizzarsi in gruppi più piccoli, erano tanti i seguaci di Francesco, non solo da coloro che come uomini avevano seguito l'esempio di questo giovane cavaliere, il giovane che ricco di speranza, ricco anche di beni materiali, che però ha rinunciato a tutti per seguire il Signore, ma anche il ramo femminile con Santa Chiara, tante ragazze del tempo hanno seguito lo stile di vita di Francesco. Adesso sono di meno coloro che seguono Francesco, sia nelle vocazioni maschili sia nelle vocazioni femminili, ma questo non è il segno di un progresso, di qualche cosa che abbiamo aggiunto alla nostra vita, è un segno di povertà, una povertà che ci porta ad attaccarci ai beni materiali, ai beni che danno così sostegno alle realtà umane, a quei beni che ci portano talvolta, pur di raggiungere, pur di arrivare a possederli, a scelte di vita disordinate, quei beni che ci portano a sentire amarezza nel nostro cuore quando sentiamo dire che quegli uomini o quelle donne che noi avevamo scelto per rappresentarci nella realtà politica si comportano male. Tanti si comportano male, tanti gli uomini politici, tanti sono anche onesti, del passato ne erano tanti, del presente ce ne sono ancora alcuni, dobbiamo saperli individuare però, perché tanti non vivono la scelta di onestà e di rettitudine, non sono alla ricerca del bene di coloro che in qualche modo loro rappresentano.
di coloro che li hanno eletti. No, dobbiamo invocare il Signore, dobbiamo anche essere intelligenti noi e scegliere persone capaci di costruire qualcosa che torni a vantaggio del bene di tutti, del bene comune. Sì, dobbiamo cercare di trovare queste figure, queste persone. In questo momento ci verrebbe da dire, non si trovano, ci verrebbe da dire. Avete sentito oggi di quell'agenzia per riscuotere le tasse che ha messo in tasca tutto quanto, tantissimi milioni a vantaggio dell'amministratore delegato di questa agenzia. Che amarezza, che tristezza. Anche le centinaia di comuni che avevano affidato a lui questo incarico. È triste pensare che nessuno degli uomini di quei comuni abbia percepito la disonestà di queste persone e si sia andate avanti così in maniera pacifica e contenta e serena, quasi a dire, si vedrà. Beh, noi non vogliamo giudicare, vogliamo però avere l'occhio attento per le cose di bene a cui il Signore ci chiama e al limite operare perché noi, gli altri, tanta gente possa operare in questa via del bene. Ecco. Si parla di San Francesco, va in giro che la frase che dice il più santo degli italiani, il più italiano dei santi, frasi che sono state attribuite a qualcuno, a qualche personaggio, ma in realtà non è così. Addirittura quello che si diceva di Mussolini, di Pio XII, di altri personaggi, non sono frasi dette da loro, ma la prima è stata detta da Vincenzo Gioberti, un uomo del secolo scorso, l'altra detta da un giornalista del nostro tempo, meglio dell'inizio del Novecento, Enrico Filiziani, un giornalista. Beh, sono quelle ricerche storiche che portano a scoprire e a dare ragione delle cose come sono state, come sono nate, come sono portate. Bene, noi ci siamo uniti ieri e oggi, almeno chi ha avuto coscienza, al gesto anche di portare onore a San Francesco attraverso alcuna parte del nostro territorio. Ieri il Friuli Venezia Giulia hanno portato l'olio per la lampada che arde perennemente sulla tomba di Francesco. Sì, anche questa realtà civile che si inchina a quest'uomo, protettore d'Italia, indubbiamente, nominato tale da Pio XII, ecco, protettore d'Italia, e che in qualche modo fa vedere come anche la realtà sociale, la realtà civile rende onore a questo uomo grande che ha dato il suo contributo per rendere migliore l'Italia, sì, l'Italia e l'Europa intera. San Francesco ci indica la via di rinnovamento spirituale verso un futuro più umano che dobbiamo costruire, dobbiamo individuare, dobbiamo portare avanti attraverso la riscoperta della fede dei credenti. Noi abbiamo vissuto in questo anno passato l'anno dell'Eucaristia. Voi mi direte, ma non si è visto niente? No, si sono viste molte cose nelle parrocchie, nelle comunità. Tanta gente ha cercato di riscoprire, i sacerdoti con i fedeli, riscoprire il segno di questa presenza eucaristica in mezzo a noi. L'Eucaristia celebrata, l'Eucaristia ricevuta, l'Eucaristia adorata, l'adorazione, qualcosa che continueremo a fare anche dopo questo anno che si conclude. Ecco l'anno dell'Eucaristia per riscoprire la presenza di Dio in mezzo a noi, chiedere al Signore la forza attraverso questi momenti di silenzio, di preghiera silenziosa, di preghiera che adorante davanti a Gesù presente nel tabernacolo, presente nell'ostia consacrata, chiedere al Signore questa forza per poter camminare secondo le indicazioni che Lui ci ha dato, secondo le indicazioni che i santi ci hanno dato. Poi vivremo noi fra qualche settimana l'anno della fede,
l'anno in cui il Santo Padre, Benedetto XVI, ha indetto a 50 anni del Concilio Ecumenico Vaticano II, quasi a dire quelle intuizioni, quelle percezioni, quelle scoperte, quelle riflessioni che i padri conciliari di 50 anni fa hanno fatto per la Chiesa, per tutta la Chiesa, dobbiamo riscoprirli come elementi che danno senso e valore alla vita dei credenti, dei cristiani. C'è un impegno da portare avanti, ognuno sente il desiderio di portarsi come protagonista in queste vie degli impegni richiamati, sottoposti alla nostra attenzione dalla Chiesa, e ognuno dia il suo contributo perché il nostro camminare insieme, la nostra realtà di vita sociale e di vita cristiana sia più visibile, possa portare tanti a camminare sulla via del bene. E per questo io lo chiamo anche San Francesco.